Ci troviamo a Ponte sul Mincio presso Forte Ardieti, è un forte austriaco di proprietà del comune di Ponte sul Mincio, dove la Proloco di Ponte sul Mincio gestisce le visite guidate durante la stagione primavera-estate e all'inizio della primavera e a fine estate organizza una rievocazione, simile rievocazione, dove facciamo con i due gruppi che sono all'interno del forte come base, facciamo vedere vivere cos'era un po' l'Ottocento, le divise, i spari, un po' di scaramucci, l'addestramento. All'interno in questa giornata abbiamo organizzato anche una cucina dove ci sono serviti dei piatti poveri di una volta. Il tutto sempre con delle visite guidate, accompagnati dai nostri ragazzi rievocatori, il gruppo storico Montichiari e il gruppo Acri Imperi, dove si sono uniti anche altri due gruppi, i Jäger e il Centem. Questi diamo la possibilità a chi viene a visitare il forte di vedere il forte sotto un altro punto di vista, con un po' più storico delle giornate normali quando è aperto il Forte Ardieti. Vessi! Forte, arme! Charge vos armes, charge à volonté! Giberna avanti! Caricate! Parfait de peloton, aprete, arme! Pettone! Pronti? Giù! Un! Forte, arme! Palau! Forte Ardieti fu costruito insieme ad altri forti dopo la prima guerra d'indipendenza del 1848, perché in quell'epoca gli austriaci avevano posto delle artiglierie su queste colline e bombardavano peschiere. E quindi si è capito che per aiutare e per fare difficoltà all'assalto di peschiera bisognava fortificare in qualche modo le colline, per cui sono nati una serie di forti. Però durante la seconda guerra d'indipendenza del 1859 non erano ancora tutti terminati, infatti si vede a Forte Ardieti alcune zone che sono state fatte prima della seconda guerra d'indipendenza e altre che sono state fatte dopo, sia con più velocità, meno curate, perché naturalmente il Regno d'Italia era arrivato fino ai confini di Forte Ardieti, mentre prima era molto più distante. Quindi c'era questa necessità di rafforzare i forti. Il forte dopo la terza guerra d'indipendenza tutti i forti sono stati quasi tutti demoliti. Questo forte è stato dato in dotazione all'esercito italiano che lo usava come deposito. L'ha tenuto come deposito fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso. Dopodiché è passato al comune di Ponte sul Mincio, che lo sta gestendo insieme alla Proloco, e quindi è un forte ancora tenuto molto bene. Questo forte portava all'epoca 520 uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa, divisi nei corpi di fanteria e naturalmente di artiglieria. Ecco, è un forte ancora tenuto molto bene ed è molto grande, quindi è interessante vedere com'era costruito. Si capisce anche l'architettura, com'era il concetto dell'architettura militare austriaca, quindi è una cosa molto importante e per fortuna è stato salvato.